Tale. Dic Peppe Calam, dic Peppe! Ecco il video che riprende la sparatoria avvenuta nei giorni scorsi nel campo nomadi di Lonato del Garda, svolta nelle indagini sulla morte di Dolores Dori, la 44enne originaria di Vicenza, residente a Campo Nogara, uccisa nel Bresciano. I carabinieri hanno fermato sua mamma di 59 anni e il figlio sedicenne della vittima. Le due donne, con il ragazzo che avrebbe ripreso la scena col cellulare, si sarebbero recate in auto nel campo nomadi iniziando a sparare proprio come si vede in queste immagini. Dic Peppe Calam, dic Peppe! Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Dolores Dori, la mamma e il figlio sarebbero arrivati nel campo in retromarcia, sfondando il cancello e poi iniziando a sparare a raffica. A quel punto i residenti del campo hanno risposto al fuoco, colpendo con 3 proiettili la 44enne, che è stata poi trasportata in fin di vita dal marito, poco distante dal luogo con un'altra vettura, davanti all'ospedale di Desenzano, dove nonostante i soccorsi e un intervento chirurgico non c'è stato nulla da fare per salvarla. Una dinamica rivelata dal video trovato nel cellulare del figlio della vittima e che ha portato la procura a firmare i 2 fermi per tentato omicidio, mentre si cerca il consuocero della vittima ritenuto l'esecutore dell'omicidio.